Gentili amici appassionati, un saluto a Claudio Costanzo e ben ritrovati col recupero della 16ª giornata del campionato giovanissimi regionali, gara interrotta per il forte vento battutosi sul Gardesport di Mili Marina. E sempre l'impianto in sintetico della zona sud di Messina a ospitare la gara che vedeva il Città di Messina affrontare la Folgore Milazzo, padroni di casa di mister Fiumara, reduci dalla vittoria sul campo del Ciccino Micale Capo d'Orlando contro la Freetime firmata Maurelio Maceli, che gli ha permesso di salire a quota 24 in classifica frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Capolista Folgore, che ha visto fin qui invece 13 affermazioni e solo 3 pareggi, 0 sconfitte, 46 gol fatti che ne fanno il miglior attacco del campionato, solo 14 reti subite. Dirige l'incontro il signor Alberto Iaci della sezione di Messina e grazie all'ausilio delle immagini di Dario Spanò possiamo passare a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo verde che vede il Città di Messina in maglia rossa e pantaloncini blu attaccare a sinistra verso destra. Risponde la Folgore in maglia gialla, pantaloncini blu scuro. Ora la prima occasione con questo tentativo di scarmato, al quale è attenta però la retroguardia giallo-rossa. Primo tempo piuttosto scialbo, qui l'occasione è per Samuel Corso che non riesce a indirizzare verso la porta a difesa da Frisone. Si stanno studiando le due squadre in questo avvio quando prova a rompere il ghiaccio il Città di Messina con questa buona offensiva che porta al tiro Maceli. Il suo tentativo quest'oggi però risulta largo, prova a rispondere all'altro lato la Folgore Milazzo con questo calcio piazzato di Marco Scolaro, specialista, che trova però attento Frisone. Città di Messina che prova a complicarsi la vita nel finale di primo tempo, qui impegna Frisone con un retropassaggio molto complicato. Folgore che si riaffaccia in avanti sempre con questi calci piazzati affidati al destro educato di Marco Scolaro, che prova a pescare un compagno sul secondo palo, fa da torre ma è sicura la presa di Frisone. Di lì a poco solo il duplice fischio del signor Iaci che manda le due squadre a riposo sul risultato di 0-0. Si sono equivalse fin qui le due formazioni che torneranno ben presto in campo. Possiamo infatti passare con le nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa. Si apre subito la seconda frazione con un tentativo degli ospiti dal binario mancino, palla dentro, Frisone si deve immolare, becca pure una randellata nell'occasione quando il lampo però per i giallorossi è firmato Ivan Fiumara, che riesce a vincere un rimpallo tra le maglie giallo-blu, liberarsi al destro e battere il giovane Maisano per il vantaggio del Città di Messina. A 14 minuti dal rientro in campo è il numero 9 di mister Fiumara a sbloccare l'incontro. Pregevole il controllo e il destro col quale ha battuto Salvatore Maisano. Per l'1-0 del Città di Messina cambia il parziale al Gardesport di Mili. Non si farà attendere però la risposta della Folgore, dopo infatti un cambio per il Città di Messina, un tentativo dal binario destro che troverà la presa alta di Maisano. Tornano in attacco i ragazzi della Folgore con questo tentativo di Scolaro dai 25 metri che termina alto sulla traversa. A seguire però il Città di Messina si riaffaccia in avanti, sempre pericoloso con queste incursioni di Fiumara che questa volta non riesce ad arrivare sul pallone. Poi ci penserà, come già detto, Marco Scolaro a riportare il risultato in parità per i suoi con questo calcio di punizione dai 20 metri. Beffa Frisone sul suo palo, si apre la barriera di mister Fiumara e regala di fatto il gol del pari alla Folgore, che continua ad attaccare. Questa volta è Corso a indirizzare dentro l'area di rigore il pallone e attento Frisone dall'altro lato. Città di Messina ci prova con queste verticalizzazioni improvvise, viene pescato però in posizione di offside l'attaccante di mister Fiumara. Arriverà il secondo cambio per i giallorossi con Gemellaro che lascia spazio a un compagno quando una follia di Scarfì lascia i suoi in 10 uomini, già ammonito. A terra un avversario che va anzitempo sotto la doccia in 10 uomini in Città di Messina, e con la Folgore che torna ad attaccare la situazione si fa complicata. Altro calcio di punizione dal limite dell'area, alla battuta andrà sempre Scolaro, questa volta va col destro morbido alto sulla traversa della porta difesa da Frisone. Continua ad attaccare la Folgore, si allargano le maglie giallorossi, trova spazio tra le linee la formazione tirrenica. Qui col classe 2003 Giuseppe Salvo trova l'Eurogol di giornata che permette il sorpasso ai suoi. Folgore in vantaggio al Gardesport di Mili grazie a questa splendida realizzazione del classe 2003 che batte Frisone con un destro perentorio dopo aver scartato un avversario.
fa complicata ora la situazione per il Città di Messina, che presta il fianco agli avversari. Qui Corso si invola verso la porta difesa da Frisone, lo atterra e ci sarà l'espulsione anche per il giovane portiere di mister Fiumara e calcio di rigore per la Folgore. Quando siamo nei minuti di recupero andrà Venuti a difendere la propria porta alla battuta. Samuel Corso, il numero 10 della Folgore, non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 1-3. Folgore Corsara anche al Gardesport Emili, che può salire così a quota 42 punti in classifica e nella prossima uscita ospiterà il San Pio X. Città di Messina è chiamata domenica per non perdere il treno playoff alla vittoria contro i Giardini tra le mura amiche. E allora, amici della Wii Sport, anche per quest'oggi da Claudio Costanzo è tutto, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo servizio.